Euroregione News. In Friuli Venezia Giulia spopolano i voucher. Anche nel 2013 continua a crescere il ricorso al lavoro occasionale accessorio in Friuli Venezia Giulia. Il numero di voucher venduti nell'ultimo anno è stato pari a oltre 2,7 milioni, con un incremento del 38% rispetto all'anno precedente. Si tratta di una tendenza diffusa sull'intero territorio nazionale. Dopo una fase iniziale di sperimentazione iniziata ad agosto 2008 in occasione delle vendemmie, l'utilizzo dei buoni lavoro infatti ha registrato una crescita esponenziale. La nostra regione si pone ai primi posti a livello nazionale, con dei valori decisamente superiori al suo peso demografico ed economico. Nel 2013 quasi il 7% dei circa 41 milioni di voucher complessivamente venduti in Italia. Nell'ultimo biennio in Friuli Venezia Giulia il ricorso al lavoro occasionale accessorio ha riguardato principalmente il terziario. Nel 2013 commercio, servizi e turismo hanno assorbito il 45% dei voucher. Il canale di vendita principale dei buoni lavoro in regione è costituito dalle sedi provinciali dell'INPS, dove è stato acquistato il 39,5% dei voucher nel 2013, pari a oltre 1 milione, ormai affiancata dai tabaccai 39%, a seguire la procedura telematica 13%, e gli uffici postali 8,3%. Nel 2013 il lavoro occasionale accessorio ha riguardato oltre 22.000 persone in Friuli Venezia Giulia e quasi mezzo milione in tutta Italia, numeri che confermano la notevole portata del fenomeno. In ambito regionale si tratta in gran parte di giovani e donne, sono il 57,5%. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.